Giro di boa per il viaggio studio dei 12 allievi dell'Enteforma di Chiavari a Cork, in Irlanda, per approfondire la conoscenza della lingua inglese e per conoscere l'attività di alcune aziende irlandesi attive nel settore delle energie alternative e della termoidraulica. Partiti sabato scorso, accompagnati dai docenti, i ragazzi sono stati accolti subito dalle famiglie e hanno iniziato a frequentare le lezioni seguite da un insegnante madrelingua. Al pomeriggio invece sono stati ricevuti dai responsabili di alcune aziende come la Jones Celtic Bioenergy e vissuto momenti di scambio culturale, un'esperienza importante per il loro cammino di crescita personale e scolastica, ormai quasi alla fine, per una realtà, l'Enteforma, che da sempre cerca di stare al passo con l'innovazione tecnologica nei diversi settori in cui porta avanti la formazione. Il cambiamento è continuo e noi facciamo intervenire alle lezioni le maggiori industrie italiane ed europee per cercare noi stessi di tenere il passo, di essere aggiornati. Abbiamo anche degli scambi significativi con i maggiori istituti italiani ed europei, tipo Casa Clima, tipo Passive House, e quindi l'aggiornamento sia del nostro personale sia in campo tecnologico è seguito con estrema attenzione. Qui abbiamo uno dei tassi occupazionali più alti degli enti di formazione del territorio. Questo comunque può essere un incentivo per le famiglie che cercano un futuro per i loro ragazzi. Sì, certo, non abbiamo parlato, ma oltre agli allievi che sono diventati aziende, che sono moltissimi, sono oltre 80, saranno vicini ormai al centinaio, non abbiamo più fatto ricerche sul campo, la maggior parte dei nostri ragazzi si inseriscono in azienda e quindi questo è un elemento positivo e penso che sia fondamentale. Un episodio lo conferma di questa società olandese che ha cercato proprio i vostri ragazzi. Sì, è stata una cosa abbastanza casuale, a dire la verità. Abbiamo avuto questa segnalazione, i nostri ragazzi hanno partecipato a questi colloqui di selezione e sono stati presi in blocco e quindi questo penso che sia un elemento significativo.